noi non vogliamo campioni, non vogliamo allenatori che pensino solo al risultato, ma è una cosa fondamentale crescere tutti insieme. Io credo che la cosa principale sia divertirsi. Il divertimento non vuol dire vincere sempre, partecipare è importante anche far bene, però la vittoria non è solo quello del risultato. Io penso che anche davanti a una sconfitta si possa andare avanti nella stessa misura in cui si vince, però io credo che il divertimento sia la base di tutto. Quindi la serietà è anche quella di avere, non di mollare le feste, non di mollare lo studio, che è fondamentale, perché io chiederò agli allenatori e ai preparatori di avere un occhio di riguardo per i ragazzi che non vogliamo secchioni, con questo sia chiaro, però quando è un bravo studente, è un bravo calciatore, credo che siamo tutti felici e contenti, genitori e società, che è la cosa più importante. Però il nostro obiettivo è portare nel più breve tempo possibile voi a partecipare ai campionati giudici. Per fare questo dobbiamo avere la vostra partecipazione, la partecipazione dei vostri genitori, che sono importanti perché chiaramente le squadre di settore giovanile vanno seguite, ci vuole un sacrificio da parte dei vostri genitori che vi accompagnano, è chiaro che senza l'apporto di un genitore che per le trasferte, per gli allenamenti insomma, dovremmo diventare una famiglia, portiamo avanti i colori sociali della Nuorese, insomma, rappresentiamo il territorio. Io per primo sono tifoso, quindi lo faccio anche con un certo orgoglio, mi auguro che anche chi veste la maglia lo faccia con altrettanto orgoglio. La Nuorese ha una sua identità, che però non ha mai avuto l'identità di formare un settore giovanile ad hoc ai giovani. Lo stiamo facendo quest'anno con una nuova gestione, nel senso che comunque siamo tutti nuovi, con uno staff altamente qualificato, con uno staff che viene da esperienze molto importanti, e dove abbiamo creato una struttura organizzativa all'altezza della situazione. Questo per far crescere tutti i giovani sotto tutti gli aspetti. Inizio a presentarvi intanto Nico Cadoni, responsabile, Luigi Mengioni, responsabile del settore giovanile, insieme a Zicchi Bonario. Poi il supervisore sarà, anzi già Riccardo Muso. Dirigenti responsabili: Angelo Biscu, Angelo Sibilla, Pompeo De Murtas, Salvatore Ladu, Giampaolo Contu. Partendo da professor Paolo Martellu, curerà la parte coordinativa e il lavoro della scuola calcio, ma anche la preparazione atletica dei vari settori. Mister Succu Francesco, esperienza importante in altre squadre, quest'anno approvato dalla Nuorese Calcio con grande entusiasmo. Vi posso dire che è anche uno che lavora bene anche sotto l'aspetto educativo, è vincitore della Coppa Disciplina dello scorso anno della categoria Juniores, per cui abbastanza questo mi porta il messaggio a voi, ecco, quello che noi crediamo di più è l'educazione primariamente, poi tutto il resto. Chico Flogheri, l'allenatore della squadra allievi, anche lui esperienza, lo scorso anno ha vinto il campionato con la Nuorese Juniores, ha fatto un'ottima stagione dove sono usciti anche dei ragazzi importanti, dove ricordo comunque che qualcuno di loro è in pianta stabile in prima squadra di Murtas, per cui come vedete ci si arriva piano piano al traguardo, al primo traguardo, facendo sacrifici. Di Murtas è uno di quelli che comunque ha fatto tanti sacrifici. Tore Bussu, lo stesso, esperienza importante in varie categorie, quest'anno anche lui è passato come me, come altri nel passato nella Nuorese, quest'anno ha creduto nuovamente sul progetto della Nuorese e si occuperà della fascia
degli esordienti nella scuola calcio. Io sono Pietro Lianas, curo la direzione tecnica di tutto il settore giovanile con l'apporto dell'allenatore della prima squadra, dove abbiamo un contatto diretto giornalmente, per cui qualsiasi problema ci sia noi ci confrontiamo e portiamo avanti tutte le problematiche che abbiamo con i ragazzi. Paolo Pisano, preparatore dei portieri della prima squadra, e darà una mano al settore giovanile anche lui. Abbiamo inserito una figura molto importante che anche forzata e voluta, questa figura, che è Paolo Del Piano, ex arbitro federale, dove curerà la formazione dei tecnici, dirigenti, atleti e genitori sul comportamento da tenere in campo e fuori dal campo. Quando giocavo in juniores l'anno scorso, il primo periodo, perché poi sono andato a allenarmi la prima squadra, notavo che comunque molti mi prendevano in giro, però mi prendevano in giro perché rimanevo serio, mi impegnavo e mi prendevano in giro. Io entravo il sabato alle partite e vedevo che negli spogliatoi si rideva, si scherzava, si parlava delle partite del giorno prima, io invece rimanevo serio, anche se Chicco mi odiava perché comunque parlavo troppo, però facevo il mio, giocavo e... perché c'avevi un accordo, c'avevi le controfigure. Avete la tenuta di di campionato, ma vabbè. Da allargare, da allargare. L'unica cosa che posso dire è che ci vuole impegno e serietà, senza stare anche negli allenamenti a scherzare, a ridere, bisogna metterci più impegno più possibile. Chiunque. Dai, bravo.